Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sassuolo-Livorno, 22esima giornata del campionato di Serie B-Win, una sfida fra due squadre decisamente in salute. Il Sassuolo nelle ultime 6 uscite ha perso solo una volta, il Livorno invece è reduce addirittura da 3 successi consecutivi esterni. Il Livorno non perde dal 13 di novembre 2-1 a Crotone. Arbitra il signor Massa di Imperia. All'andata finì con la larga vittoria del Sassuolo per 4-0 in quel di Livorno. Parte benissimo il Sassuolo con un'azione manovrata sulla sinistra, la palla arriva a Donazan che alza lo sguardo, cross di prima intenzione, pesca Quadrini destro al volo e la palla è fuori di poco, grandissima occasione per Quadrini. Il Sassuolo resta avanti, invenzione di Magnanelli per Bruno che difende bene palla diagonale che si spegne sul fondo di poco. Il Sassuolo piace di più rispetto al Livorno. Qui siamo al minuto 20 con un mancino di Troiano che non c'entra lo specchio della porta. Ci spostiamo al minuto 22 con un'azione manovrata da destra, cross, Bruno difende ancora una volta bene il pallone e con una rovesciata manda la palla in braccio a De Lucia. Rivediamo ancora il bel gesto tecnico di Bruno. Minuto 33, il Sassuolo ancora avanti, sceglie ancora la soluzione dalla distanza la squadra di Gregucci, questa volta è De Falco e De Lucia deve tuffarsi per coprire almeno la traiettoria. Al minuto 38 c'è una brutta entrata in ritardo di Surraco su Troiano, si accendono un po' gli animi in campo, è cartellino giallo per il giocatore del Livorno Surraco che come vedremo lascerà il segno sulla coscia mancina di Troiano. L'intervento è in ritardo, non cattivo, ecco il segno sulla coscia di Troiano. Siamo con le immagini alla ripresa, riparte bene ancora il Sassuolo, il protagonista è Quadrini, qua su calcio di punizione il suo destro a minuto 7 con la palla che scende troppo tardi sopra la traversa. Siamo al 12esimo e ancora Quadrini, sponda di Bruno, alza lo sguardo, schiaffeggia la palla con l'esterno, la palla prende una strada sbagliata. Il Livorno si fa rivedere al minuto 17, Bruno perde palla, interviene il Perticone, palla per Surraco, controllo, destro sul palo di Surraco, è l'azione più importante fino a questo momento della partita ed è del Livorno fino a questo momento in fase dormiente. Il Sassuolo torna a rifarsi vedere però al minuto 31 con ancora una palla difesa da Bruno che apre per Rea, lo sguardo al centro e c'è Quadrini, colpo di testa centrale debole per De Lucia. La partita svolta al minuto 39, Noselli, palla in verticale per Troiano, bellissimo movimento, Troiano semina Perticone che poi inciampa e cade, sinistro sul secondo palo e il Sassuolo passa in vantaggio al minuto 39, Sassuolo 1, Livorno 0, terzo gol stagionale per il centrocampista di Gregucci che non segnava addirittura da ottobre, vediamo ancora, è il gol decisivo perché ne mancano soltanto 6 minuti. È il gol meritato per il Sassuolo che aveva premuto per tutta la partita. Il pubblico in festa naturalmente perché sarebbero importantissimi questi 3 punti. Il Livorno tenta nel terzo minuto di recupero con una palla in mischia, ne esce soltanto un destro centrale di Tavano, nessun problema per Bressani. La partita finisce qui, il Sassuolo batte il Livorno 1-0, si prende 3 punti importantissimi per la corsa alla salvezza. Il Livorno invece cade e deve interrompere la corsa ai playoff.